Amici bellini, Valerio Fluido here, ricordatevi Instagram eccetera eccetera, nel ringraziarvi di aver superato i 2000 in pompa magna, perché siamo molti più di 2000 già degli iscritti, lasciate un like, arriviamo a 250 like perché questo è un video di tattica e so che voi, che siete gli amici bellini, amate il video di tattica e sono giornate in cui succede poco e niente. Io mi sono preso un paio di giorni, vedete, sono un po' abbronzato perché era importante anche rilassarsi un attimo, lo sappiamo che è importante, ma dobbiamo affrontare il discorso del campo, perché si sta parlando insistentemente del 4-2-3-1. Nella intervista, nella terza parte dell'intervista con Napoli Talk, noi anticipammo la cosa in tempi non sospetti e quindi vi lascio un pezzettino subito in onda. E ricordate che l'intervista integrale la potete vedere sul podcast di Caffè Napoli 1926, su Apple Podcast, su Spotify o dove volete. Se scrivete Caffè Napoli 1926 podcast su Google vi esce e quindi potete seguire la cosa integrale. Lanciamo il filmato. Mertens o Osimhen, secondo te faranno da staffetta o giocheranno insieme e Gattuso troverà il modo per farli giocare insieme alcune partite? Come la vedi? Bella storia. Io credo che, oddio, io ho grandi aspettative per Osimhen. Io di solito non mi sbilancio, voglio sempre vederli in campo. Però un giocatore del genere mi ha dato l'impressione che voglia veramente spaccare tutto. Quella fame che aveva Cavani quando arrivò al Napoli. Non so le caratteristiche, dobbiamo vederlo tecnicamente. Però mi dà l'impressione che se ha due palle, una la mette dentro per fame. Sì. Brucia il difensore. E quindi sotto questo punto di vista sono contento. Allo stesso tempo credo che se Gattuso parla molto, l'abbiamo sentito nelle ultime partite dove potevi sentire anche l'audio del campo. Gattuso chiede cose specifiche ai suoi giocatori costantemente. Quindi se Osimhen avrà bisogno di tempo per imparare tutto quello che deve fare senza il pallone. Ricordiamo Arek, ma anche solo tu Arek, quando chiedeva il pressing, perché basta che uno non lo fa e salta tutto. Allora Mertens è uno di quelli che lo sa fare. Quando sta in condizione, ha voglia, Mertens arriva fino dietro al centrocampo a completare la cosa là. Quindi partirà secondo me Mertens titolare come diciamo come idea iniziale, con Osimhen che cresce, comincia a farsi 20 minuti, 25, poi farà qualche partita titolare contro squadre più piccole magari, poi lo vediamo esplodere in una ipotesi positiva, lo vediamo esplodere e prendersi il ruolo. Per me insieme sarebbero cioè la difesa avversaria deve andare al manicomio a quel punto, perché però insieme significa che o cambi modulo e vai di 4-2-3-1 con Mertens sotto punta, squadra ideale. Immaginiamo, abbiamo fresco l'immagine del Bayern che faceva quel modulo là, Mertens sotto punta che aiuta il centrocampo, lega i reparti e Osimhen che può reggere il reparto da solo centrale. E quindi le proposte c'erano già in testa, solo che dobbiamo un attimo affrontare una cosa. Noi sappiamo che il 4-2-3-1 parente al 4-4-2, parente insomma al 4-4-1-1, perché poi in fase di non possesso la devi leggere così. Qua abbiamo un pericolo di ancelottismo, perché dobbiamo affrontare certi discorsi che affrontavamo già l'anno scorso e ci dobbiamo far aiutare dalle immagini. Ora voi lasciate perdere i nomi. Nel 4-2-3-1 abbiamo questo e abbiamo un sottopunta, in questo caso ci metto Zielinski e allarghiamo le ali. Ok? Ora noi nell'amichevole l'abbiamo vista fatta con Lozano al posto di Politano, con Mertens al posto di Zielinski, qua c'era Lobotka, non c'era Fabian, c'era Elmas e poi in difesa più o meno questo era, poi c'era Gulam ovviamente, però è mal qui. Però questa è la situazione. Ora cosa succede? Che ovviamente in fase di non possesso Lozano o chi per lui deve tornarsene indietro. Insigne lo fa già nel 4-3-3, quindi non è un problema sotto questo punto di vista. E poi c'è da fare da raccordo il trequartista che aiuti Osimhen negli eventuali ripartenze se recuperi palla in avanti. Ma cosa succede? Anche con il 4-3-3 tu puoi fare una cosa del genere, dipende semplicemente dalle caratteristiche dei giocatori. Perché l'abbiamo vista nell'altra partita, quella con il Castel di Sangro. Attenzione, questo è lo spunto tattico, perché io non credo che con questa formazione qua tu puoi partire direttamente con il 4-2-3-1. Se parti con Mertens, ok.
allora vuol dire che stai sacrificando un centrocampista e parti direttamente con il 4-2-3-1. Ma con questa formazione qua tu già puoi fare delle fasi di 4-2-3-1 come nella partita col Castellisangolo al posto di Fabian c'era Gaetano e Gaetano aveva licenza di avvicinarsi alla punta che era Milik e poi Llorente. Demme faceva questo e Zielinski doveva abbassarsi insieme a Demme e fare doppia regia. Questo era quello che chiedeva Gattuso costantemente a Zielinski, e in questo caso già siamo nella fase del 4-2-3-1 con una delle mezze ali che può andare a fare il sottopunta. Per esempio Fabian lo può fare, lo stesso Zielinski lo può fare dall'altra parte, quindi in questo caso verrebbe Fabian a fare il secondo regista, e qua già mi sembra più logica come situazione, perché Fabian ha più, però questi rumori a New York io non ce la faccio più, mi devo trasferire, non ce la faccio più. Dicevo, Fabian ha più caratteristiche di venirsi a prendere la palla un po' più indietro, ma poi si possono alternare perché entrambi possono arrivare al tiro, sono in grado di fare rifinitura per Osimhen e quindi già abbiamo una parvenza, si può già fare. Poi ovviamente se ti trovi in difficoltà, se ti trovi che devi recuperare una partita, oppure se le squadre avversarie hanno messo il pullman, allora ovviamente in questa zona Zielinski ci hai messo Mertens e quindi sei molto più offensivo e puoi gestire, puoi avere Lobotka al posto di Demme, puoi avere Fabian, puoi avere lo stesso Zielinski dietro, qui ci puoi mettere Lozano e quindi abbiamo una situazione molto più offensiva per caratteristiche, non per idea di gioco, perché l'idea di gioco è sempre quella, ragazzi, non cambia molto. Questo è quello che dobbiamo capire. Molti stanno dicendo però con il 4-2-3-1 servono due mediani molto più forti. Sì, ma anche no. Nel senso che con Fabian, con Demme si può fare, con Lobotka secondo me si può fare. Il tutto sta a capire il lavoro che gli esterni alti devono fare così e soprattutto l'aiuto dei terzini. Perché quando hai Gulam che ha fisicità e spinge fino alla fine, e se fosse in grande forma tu lo potresti fare tranquillamente, Di Lorenzo lo può fare tranquillamente, Manolas può scappare in caso di contropiede avversario, perché se tu giochi con questo sistema di gioco punti a mantenere il pallino del gioco. Manolas può scappare, però non imposta bene. In difesa abbiamo molti problemi adesso, bisogna ancora capire la situazione Koulibaly. Il City pare sia molto impegnato nella questione Messi, quindi per questo non chiudono e non si capisce se effettivamente si arriverà a una soluzione. Io sono quasi, lo sapete, Alan ci ha insegnato che se non li vendi al momento giusto se ne scendono di prestazioni e poi quando li vendi li hai deprezzati. Purtroppo sono giocatori che quando hanno dato il massimo, quando se ne vogliono andare devono essere lasciati liberi. Non dobbiamo fare lo stesso errore con Koulibaly. Se ce ne vogliono dare 70, 60 più bonus con qualche conguaglio, con qualche giocatore, purtroppo lo devi fare adesso che ha 29 anni. È una grande perdita, una gravissima perdita. L'importante poi è sostituirlo bene. Non lo puoi sostituire con Gabriel, che mi sembrava... Li sentite i rumori? No, ma li sentite? Questa è la retromarcia. Se li sostituisci con Gabriel ha senso, perché è giovane, c'ha impostazione, ha prospettive, eccetera, eccetera. Ma se lo sostituisci con Socrates, io vado su tutte le furie, perché a quel punto, lo so, non ha nemmeno più senso dire Thiago Silva, perché se Thiago Silva va al Chelsea... vuol dire che il Napoli non poteva competere. Se fosse andata alla Fiorentina, lì mi sarei incazzato. Ma è come il discorso di Tonali. Tonali va al Milan, pare, sicuramente. Vuol dire che il Napoli, che pure ci aveva provato, il Cellino ha detto io lo volevo pure dare al Napoli, ma Tonali in testa ha solamente le milanesi più la Juventus. A quel punto il Napoli non ci può fare niente, non è nemmeno più una questione di soldi. È la mentalizzazione di un giocatore che vuole andare a fare la carriera, che vuole fare nelle squadre che preferisce. È difficile intervenire sotto questo punto di vista qua. Quindi, ritornando a noi, cambiamo i giocatori e vediamo un attimo come si può fare questa situazione. Quella offensiva vuole Mertens dietro Osimhen, vuole Lozano a fianco Osimhen. Io lascerei Demme, onestamente. Lascerei Demme e Fabian. È molto offensiva, lo so. Però sono giocatori di cui Gattuso è anche innamorato. Io sulla questione che Demme se ne voglia andare non ci credo e non avrebbe senso, e poi ne devi comprare altri, tu già devi sostituire Alan in un certo modo. Non ci credo che Demme è sul mercato, assolutamente no. Però già così, ragazzi, già così mi dà grossa soddisfazione. Ovviamente qua preferirei Gulam, ma se Gulam non dà garanzie fisiche devi prenderne un altro. Si continua a parlare di Carbonic, si continua a parlare di Matvienko. Sono giocatori che lasciano un po' il tempo che trovano, sarebbero i vice Mario Rui, non sarebbe un titolare sulla fascia, e quindi non lo so.
La questione Ospina, la questione portiere resta aperta perché Meret compare nelle magliette, nella presentazione della maglietta ufficiale, quindi è un segnale della società, di una società che ci punta. Certamente Meret non è sul mercato, bisogna capire se accetta il dualismo, se Ospina lo accetta e se Gattuso decide di dargli più minutaggio. Le amichevoli ti hanno dimostrato ancora una volta questo. Meret probabilmente è più forte nei pali, lo sappiamo, ma Ospina ha un piede migliore di Manolas. E se tu su Manolas ci devi puntare come marcatore, perché perdi anche probabilmente Koulibaly, ti serve più Ospina per impostare che non Manolas, perché Manolas in impostazione è veramente deleterio. Deleterio, e bisogna dirlo perché lo sta dimostrando contro squadre scarse, figurati con le squadre in Serie A dove ti pressano più forte. Quindi questa è la situazione tattica al momento. Non parliamo di Boga, non parliamo di Under, non parliamo di cose che non stanno avvenendo. In questo caso però poi diventa complicato aggiustarsi in corsa se parti con Mertens, perché Mertens non lo puoi mettere mezzala. Chi vedrei addirittura mezzala in questa situazione qua è un Insigne che può scalare un pochino e fare il giocatore alla David Silva. Questa è un'idea, lasciando il 4-2-3-1 di base con Mertens, che può ovviamente allargarsi. Insigne potrebbe fare in una sorta di nuova carriera, una carriera verso la fine, no? Verso i 30 anni, che non è detto che devi stare per forza vicino alla porta. Tu col piede che hai puoi allargare per Lozano, puoi impostare per Mertens, puoi scambiare con Mario Rui. Si creerebbe un altro tipo di catena molto interessante. Ovviamente deve anche fare interdizione, ma Insigne ce l'ha. Insigne ce l'ha dimostrato da sempre, che arriva fino a qua, che si mette davanti agli avversari, che non molla, che torna indietro, è fisicamente integro e per 95 minuti corre sempre. Quindi Insigne lo potrebbe anche fare. Questa è una mia ipotesi molto clamorosa, che però in fasi di partita, non di partenza, si può addirittura concepire e vedere come si può fare. Ricordiamoci che sotto punta ci può andare anche Elmas, e quindi in questo caso avresti una situazione dove Elmas, le sentite le ambulanze? No, io non posso fare un video, non posso fare niente senza essere interrotto da tutti questi marron. Elmas, se Elmas parte lì da mezzala, allora il 4-2-3-1 diventa immediato con Elmas sotto punta, perché ce l'ha con loro due che diventano doppi registi e doppi mediani. Ragazzi, perché Gattuso sta studiando questa cosa qua? Perché ci siamo resi conto che contro le squadre Pullman siamo prevedibili e non riusciamo a sbloccarla. In questo caso qua si sta studiando i movimenti da 4-2-3-1 perché si può fare in corso d'opera anche partendo dal 4-3-3, e basta poco. È un calcio, non direi liquido, ma direi fluido. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate commenti, avete seguito tutti i canali, voi siete gli amici bellini. Mi raccomando, su questo canale si fa approfondimento tattico, a differenza di altri, ma a noi non ci interessa, insomma.